L'affluenza al campus universitario di St. Giobbe è stata tale che, riempiti i 340 posti a sedere dell'auditorium, è stato necessario aprire anche altre due sale. Eppure a Venezia la prima presentazione in Italia del rapporto di oltre 300 pagine redatto da Amnesty International sulla campagna militare israeliana a Gaza ha rischiato di non avere luogo. Le polemiche accese dall'uso del termine genocidio nel titolo del dossier avevano portato l'Ateneo Veneto a ritirare la concessione dell'uso di una sala nel timore di interventi esterni che avrebbero potuto turbarne il sereno e corretto svolgimento. Niente di tutto ciò è accaduto a San Giobbe, dove l'incontro è stato spostato grazie all'interessamento di alcuni docenti di Ca' Foscari. Vanni Pettinà insegna storia e istituzioni delle Americhe. Rappresento anche un gruppo di colleghi e colleghe, il Comitato Guerra e Pace, che in questa giornata ha lavorato per poter rendere possibile la presentazione del rapporto di Amnesty International. Composta da dati raccolti sul campo tra l'ottobre del 2023 e il luglio del 2024 e oltre 200 testimonianze, l'indagine conta oltre 45.000 palestinesi morti e 97.000 feriti, oltre alla distruzione di infrastrutture di sostegno vitale, l'uso ripetuto di ordini di evacuazione, l'ostruzione a servizi di assistenza umanitaria. Abbiamo raccontato le uccisioni, le torture, l'affamamento, la distruzione di qualsiasi struttura ed edificio. A Gaza non c'è più niente e a chi ha raccontato queste storie, a chi ci ha raccontato la sua sofferenza, noi dobbiamo il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano. Loro hanno diritti, hanno dignità e devono essere trattati come esseri umani, come chiunque altro sulla faccia della terra.